Mercoledì 4 ottobre si è tenuto l'incontro dal titolo Il tuo preventivo lavori alla luce del prezzario in Regione Veneto. L'evento è stata una preziosa occasione per capire come muoversi nella complessità e per creare al meglio un preventivo sia per gli appalti privati che per gli appalti pubblici. Tra i presenti anche il presidente del sistema attività complementari all'edilizia di Confartigianato Vicenza, Thomas Fantin, e il presidente del sistema casa dell'associazione, Giovanni Lovato. Abbiamo raccolto un contributo tecnico dell'ingegnere Monica Larenza. Sentiamo. L'evento ha dato l'opportunità ai nostri imprenditori di potersi confrontare con il prezziario della Regione Veneto, un prezziario bello complesso con tantissime voci e che ovviamente mette un po' a disagio nel primo approccio iniziale. All'interno della trattazione abbiamo avuto modo appunto di approfondire i vari aspetti e le varie peculiarità e gli imprenditori sono stati anche ben partecipi e consapevoli di poter interagire con noi nel chiederci e nel togliersi vari dubbi che potevano essere legati proprio all'utilizzo con la finalità appunto di creare un preventivo che sia appetibile da un punto di vista commerciale ma anche da un punto di vista economico. Il prezziario è lo strumento utilizzato dalle pubbliche amministrazioni in prevalenza ma anche da tutto il comparto dell'edilizia e affini per riuscire ad avere un punto di partenza e di riferimento per poter scontare o scomputare alcune lavorazioni. Spesso si pone dal punto di vista dell'imprenditore come una guida per comprendere anche come acquistare e se l'acquisto viene effettuato nei termini previsti dalla media regionale.